A questo convegno dal titolo Su canto a bogues de chitarra, dagli esordi sino agli anni 70. Ringraziamo il Comune di Bonnannaro e un gruppo di appassionati che ci ha permesso di realizzare questa serata in collaborazione con la Biblioteca Comunale. Allora, in primis, e mi scuso se leggo ma non voglio dimenticarmi nessuno, ringrazio il primo cittadino che è il professor Antonio Marras che farà l'introduzione e darà i saluti da parte del Comune di Bonnannaro. I relatori, dottor Maurizio Malgari e il professor Rolando Piana, e poi avremo anche comunque l'onore di avere la parte, come dire, piacevole musicale, non solo, anche cantata, da parte di Antonio Porcu, Daniele Giallara, accompagnati alla chitarra da Bacchisio Masia. Dove è finito? Eccolo lì. Io ringrazio tutti gli intervenuti, speriamo che sia una piacevole sicuramente serata, poi dopo la serata ci sarà anche un piccolo rinfresco offerto dalla Biblioteca Comunale e lascio la parola al Sindaco per un saluto da parte dell'amministrazione. Grazie a tutti. A tutti gli appassionati di canto a chitarra, do il benvenuto ai relatori, di cui ben conosciamo il valore e la competenza, il dottor Malgari e il professor Piana. Il benvenuto a Bacchisio Masia e ai cantanti che da lui saranno accompagnati e un ringraziamento particolare alla biblioteca che ci offre questa opportunità di incontro e di approfondimento, diciamo, di un momento particolare della storia del canto a chitarra che ha richiesto molta ricerca e molta capacità di analisi che Uccio Malgari ci presenterà adesso. Buon ascolto a tutti, buon divertimento e grazie ancora. Un anno di Giuseppe Raga, che per me è stata una delle poesie più cantate, penso in assoluto, nelle gare del canto a chitarra. Bacchisio, a freddo, Bacchi? No. Sei pronto? Ecco, un grandissimo esponente, rappresentante dell'accompagnamento d'arpeggio, come si faceva un tempo, e eseguiranno questo canto Daniele Giallara e Antonio Porcu. Io li invito a farlo con molta calma, come si faceva un tempo. Prego.
A me è stato affidato il compito di illustrare a tutti voi la prima delle relazioni, che ha per tema saliente le origini di questa tradizione che ancora oggi resiste alle sirene dei nuovi miti del mondo moderno. Questa mia relazione è estrapolata da un libro di prossima pubblicazione a cura del Comune di Bonnannaro, che riguarda in modo monografico il canto, i cantadores e i chitarristi alla sarda della storia di Bonnannaro, e contiene tra l'altro degli scoop in gergo giornalistico per indicare notizie inedite di nuova e recente scoperta. Una di queste la sentirete nella parte finale della mia relazione, che ora andrò a leggervi. Una domanda che gli appassionati di questo antico modo di cantare si pongono è questa: quando e come è nato il canto sardo a chitarra? Per cercare di soddisfare al massimo, per quanto possibile, la curiosità dei prediletti, è necessario in primis separare le origini dell'uno e dell'altra. Di quest'ultima sappiamo per certo che essa fu introdotta in Sardegna dagli spagnoli. È considerato che la dominazione spagnola, durata 4 secoli, inizia con la morte del re Giovanni II, la possiamo fissare nel 1479. La chitarra, arrivata dalla Spagna, è diventata sarda. Il primo documento scritto che cita il liutai in Sardegna è del XVI secolo, quindi stiamo parlando del Cinquecento. Nello statuto del gremio dei falegnami di Oristano risulta che ne facessero parte anche i cosiddetti chitarrari. Nel 1598 un decreto del viceré di Sardegna vietava di suonare la chitarra dopo il rintocco della campana vespertina. La chitarra fu utilizzata per accompagnare i preesistenti cantico guassarea, poi diventato con lo strumento cantico in re, nuoresa, muttos, galluresa o tempisina, disispirata e disisperata, miellà, si bemolle, eccetera, eccetera, soprattutto nell'Udoro, Gallura, Anglona e Planargia. E aggiungerei anche un'isola nell'Oristanese, nella zona di Zerfaliu, Arbolia, perché anche lì risultano dei cantadores molto bravi e specializzati nei nostri canti, diciamo così. E tra l'altro Arbolia è il paese natale di professor Giovanni Perria, il massimo studioso del canto sardo a chitarra.
L'utilizzo dello strumento per accompagnare i cantadores ne ha cambiato la forma e l'accordatura. Le sarde diventano chitarre giganti per avere un tono più basso. Cambia anche la distribuzione dei segni sulla tastiera per evidenziare gli intervalli tonali e agevolare la tecnica del canto. Gli ideatori del modello più diffuso dal Novecento sono stati il liutaio e chitarrista Ignazio Secchi di Sorso, insieme al fratello Peppino. Aldo Cavizza in seguito apportò ulteriori modifiche ingrandendo le misure della cassa armonica, portandola a metà tra una chitarra classica e una chitarra a basso. Queste notizie sono apparse nel quotidiano La Nuova Sardegna del 9/6/2018 in un inserto a pagina 9 dal titolo Canti popolari. Salvatore Stangoni di Agius, meglio noto ad Agius almeno come Baroni Dundu, è maestro e direttore del coro Galletto di Gallura. Tra l'altro lui era il famoso Galletto di Gallura definito da Gabriele D'Annunzio quando li ascoltò al Vittoriale nel 1926, se non sbaglio, anno più, anno meno. Stangoni in un'intervista del 1966 disse che l'organetto diatonico, quello che a Bonnanaro chiamiamo Susunu, è entrato in Sardegna prima della chitarra e sostituiva il coro per non affaticare più di tanto i canturi. La serenata, ad esempio, è derivata dal canto a concordo, perché colui che decideva di dedicare un concerto al chiaro di luna per la propria amata, non sempre gli era possibile reperire altri quattro cantori, ed allora capitava di cantare in 3 oppure in 2 e qualche volta anche da solo, per cui con l'arrivo prima dell'organetto e poi della chitarra il cantore poteva accompagnare le sue melodie suonando l'organetto da sé, senza l'apporto di altre persone. A questa fattispecie che cita lo Stangoni occorre aggiungere che il cantore in questi casi era obbligato ad essere monodico, perché l'innamorato, se aveva qualcosa di segreto o di mortificante da comunicare all'amata, vuole essere solo. Gabriel nella Sardegna di sempre a pagina 109. La circostanza, rivestendo carattere assolutamente intimo e delicato, richiedeva dunque la massima discrezione e riservatezza, vietando severamente la presenza di estranei. Molto importante poi sull'analisi dello strumento vocale è la lezione di questo famoso professor Gavino Gabriel, etnomusicologo, scrittore, chitarrista e cantante tempiese, quando testualmente afferma che la Sardegna è terra come poche altre naturalmente musicale. Codesta naturale musicalità resiste ancora alla invadenza alluvionale di rumori e frastuoni che accompagnano il turbinoso progresso meccanico. Il canto non è distrazione, ma distensione, ed è suggerito al cantore in libertà dalle vibrazioni acustiche, visive, olfattive della valle e del monte, del torrente e della foresta, del cielo e del mare. L'ambiente naturale circostante, quindi, aggiungiamo noi, non solo influisce sulla esecuzione canora, ma ispira anche la melodia e i virtuosismi al cantore. Il mare, l'arena, la steppa, cioè la distesa all'infinito dell'orizzonte, il deserto, danno al nomade abitatore, oltre alle particolari costumanze suggerite da una particolare concezione di vita,
anche un'espressione fonetica singolarissima, percettibile a stento nella parlata usuale, ma distintissima nel canto che da quella trae il suo carattere. Questa espressione è il melisma, faticosamente e non chiaramente voluto definire da qualche musicologo, ma in realtà intraducibile ed indefinibile. La voce, timbro, colore, intensità, anima, è creata o plasmata dall'orecchio. L'organo fonetico dà la materia brutta, come la cava dà il marmo all'artista o al mestierante. L'orecchio adatta a piacimento suo la sonorità e gli effetti. E poiché l'ambiente, fondovalle, silvoso o brullo, sommo colle o alta montagna, piana o marina, eccetera, a seconda della natura geologica, granitica, calcarea, vulcanica, eccetera, ripete in modo diverso i suoni che vi si producono. È facile intendere come la voce umana si conformi all'ambiente e diventi aspra, acuta e cristallina in zone granitiche, dolce, misurata e velata in zone calcaree, e cupa nelle valli e limpida sulle montagne, componendosi cioè omogeneamente con tutte le miriadi di vibrazioni sonore che formano l'immensa orchestra naturale di una particolare regione. Quando la voce è prodotta in ambiente ove pareti di montagne o dumi di selve o anfiteatri di valli la riflettano in echi o armonici più o meno percettibili dalla grossolanità del nostro udito, abbiamo la vibrazione esterna, che è dovuta al formarsi di una cavità di risonanza nella quale si imposta o si plasma il suono vocale prima che venga emesso. Quando invece la voce emessa dall'uomo corre senza ritorno, senza riflessione o eco, perché la natura è desertica, mare o arena o landa, allora per una misteriosa necessità di commozione si forma la vibrazione interna, che è l'effetto della tensione di tutto l'organismo umano ed è indizio, direi quasi, di un concerto molecolare nella quale ogni cellula del nostro corpo vibra e opera in canorità, dando all'organo fonetico la sua particola infinitesimale di sonorità in potenza, che ogni cellula è tutto l'uomo. Questa vibrazione interna è il melisma, tremito di mille notti in una, trillo insieme e vocalizzo, nel quale tutti gli abbellimenti più ardui e disperanti, acciaccature e mordenti, appoggiature e gruppetti, portamenti ed emissioni si sfondono in una unità impensata e danno al cantore un'esaltazione pacata e profonda e a chi l'ascolta uno strano incantamento che incita e riposa. Il popolo o i popoli di Sardegna hanno questo melisma e questo è Gabriel. Per ritornare ai modelli canori di cui abbiamo iniziato a parlare in precedenza e che venivano eseguiti con accompagnamento di strumenti musicali, diciamo che hanno origini molto più antiche della chitarra e dell'organetto e sono del tutto autoctoni. La monodia caratterizza l'animo del sardo in momenti di solitudine, quando è impegnato nelle azioni quotidiane del lavoro o di altre attività in campagna e non. Il canto gli tiene compagnia e non solo, gli dà anche vigore nelle fatiche e coraggio per superare le paure e le difficoltà. Le ragazze che andavano ai ruscelli fuori paese per lavare i panni cantavano in mutos a boghe de rio, così anche quelle che andavano a vendemmiare cantavano lo stesso. In Gallura si canta ancora alla Pipinnadora. Quando ero bambino
e mi riferisco al quinquennio di fine anni 50. Ricordo che per molti anni succedeva che la vendemmia della nostra vigna di Fontana ai Colli coincideva nello stesso giorno di quella vicina di proprietà della famiglia di Giovanni Sava Valgari, mio cugino, situata dove oggi passa purtroppo la strada statale 131. Non appena si sentiva la voce di Minia Pintus, moglie del Sava, che mentre tagliava i grappoli d'uva cantava a squarciagola. Mio padre e tutti gli altri vendemmianti osservavano il più rigoroso ed assoluto silenzio e lo imponevano anche agli altri, soprattutto ai giovani, per poter ascoltare quella sirena. Vi erano poi quelle che cantavano durante la cardatura della lana o del lino, e di Gallura si canta ancora oggi la gramina tucchia. A Bonnannaro la cardatura della lana si diceva abbacadare, e le ragazze che cardavano la lana sai bacadadoras. Questi sono termini antichi non più in uso, anche perché non cardano più né lana né lino. Le filatrici s'avvilonzavano, il canto del carrettiere, quello dei sugarrettonili, era scandito dal ritmo dei passi del cavallo o dell'asinello ed accompagnato dal rumore delle ruote e dal cigolio degli assi del carretto su barroccio o su carrettone. Il fabbro cantava durante i lavori in suvraile accompagnandosi col suono del martello. Il pastorello, sezzido in susuriano, cioè seduto a godersi il sole primaverile mentre vigila il gregge, cantava di ninfas e fadas, muttos, taias e cantones, immortalato in questa guisa da Giuseppe Raga in una famosa cantone che gli valse un prestigioso riconoscimento di caratura nazionale. Trattasi della poesia, secondo me autobiografica, che inizia con la quartina «Canta Vastorecchio, canta, come Guido Rabberani, sezzino in susuriano, solo in paesano». Sempre lo stesso Raga descrive in altra opera il pastorello intento a una delle più frequenti attività del suo mestiere, quando ingroppa l'asinello, spinge il gregge verso la campagna di Bega, passa in Silva, vicino al podere del poeta, e canta Canarino avventurato, fattendesi chi terra con salama, cioè accompagnandosi col rumore del recipiente per il latte che mungerà, picchiettato con una mano. Non fila ancora sul sole spuntato, ma vidi in s'orizzonte sa fiamma, candolo Vastorecchio o in Usciama, truvelle a Bega, est in Silva passato, cantende Canarino avventurato, fattendesi chi terra con salama, si lui dia savofera mamma che suelle la dorfano lassato. Il primo distico della poesia descrive la visione dell'aurora, perché Giuseppe Raga era un, chiamano pittore, poeta, nel senso che dipingeva in versi, e infatti è la visione dell'aurora che si vede tutte le mattine primaverili dal podere di Silva di zio Giuseppe. Il bagliore del sole che sta per sorgere avvolge delicatamente, facendo la sfondo al cono di Monte Arama. Sotto il detto previo passa su cammino vuole andare a Bega, e proprio lì passava il pastorello, orfano di madre, che altri non era se non il ragazzo Luigi Scani, che a cavallo dell'asinello spingeva il gregge verso il luogo della mungitura. Le antiche ragazze del nostro paese, durante la tessitura dei corredi domestici e dei tappeti, cantavano accompagnate dai rumori del telaio.
Sempre il nostro Giuseppe Raga, nella poesia La Vizzina d'Isidora Cantende del Cavinanni 1890, quindi il poeta era abbastanza giovane in quel periodo, descrive una di queste che mentre tesse canta in su gascione arribata attensero una mela vivi i bello giardinieri su di là regalata. In questi attimi della vita quotidiana dei bonnanaresi, colti al volo dall'attenzione della gente o dall'arte del poeta, chi canta non aveva e non ha modo di utilizzare strumenti di accompagnamento che non fossero quelli della natura circostante in campagna e quelli dati dagli arnesi di lavoro con i loro rumori. Tutti questi modelli canoni, pertanto, preesistevano di millenni alla chitarra e degli strumenti musicali e alla pari delle Aninias e Attittidos sono innati nell'anima sarda. Il sardo nasceva cantando e continuava a cantare per tutto il suo percorso di vita sino alla morte. Arriviamo quindi alle serenate dominate dal canto in re, altrimenti denominato arcaicamente cantico a sarea, cioè in piedi, perché il cantore stava ritto, rivolto al balcone, aspettando che la sua bella si affacciasse. Dai nutos de amore e dalla disisperata del Lugudoro, che amorosa in origine, successivamente per corruzione onomatopeica è diventata canto di disperazione. In gallura dal canto di Ianna, perché il cantore si appoggiava alla porta dietro la quale c'era il lettino della fanciulla. La disispirata, termine che deriva dallo spagnolo despertar, svegliare, a differenza del Lugudoro, è canto per destare la fanciulla affinché ascoltasse l'elogio della sua bellezza o il tormento e lo spasimo amoroso del cantore. Questi strumenti, sia l'organetto che la chitarra, impreziosiscono i canti monodici prima ricordati, corredandoli di una veste armonico-musicale che renderà molto più gradevole l'ascolto. Inoltre forniscono al tenore la nota precisa, e giusta, al quale esso si appoggia per cantare ben intonato e gli ispirano la fantasia melodica, i cosiddetti melismi di cui parlava prima il professor Gabriel. Vi erano poi altri momenti che potremmo definire obbligati, nel senso che ad esempio nelle cantine non sempre era presente la chitarra e allora, come dice il proverbio, necessità fa virtù e quindi si cantava lo stesso in re, a mutos eccetera senza l'ausilio di questo strumento. Spesso e volentieri chi scrive e molti altri qua presenti abbiamo sentito a Gian Maria Igli e i suoi amici cantare in questa maniera senza chitarra. Un'altra considerazione di prammatica che occorre fare, anche se in un primo momento sembrerebbe scontata, è che la presenza di un numero di cantori superiore ad uno, anche in ambito ristretto di ascoltatori ed in occasioni di carattere privato, suscitava, magari a livello di inconscio, lo spirito di emulazione, stuzzicava al massimo la fantasia del cantatore, per cui ogni interprete dava fondo al suo bagaglio di virtuosismi tecnico-melodici per superare in bravura tutti gli altri. Più cantatori erano presenti e maggiore era la spinta alla competizione. Era così nei tempi antichi e lo è ancora oggi. Tutto ciò spiega la nascita delle gare ufficiali nelle feste di paese. E con questa definizione si intende, secondo l'analisi del professor Perria, quello spettacolo organizzato da un comitato di obrieri per le celebrazioni di una festa paesana, con un palco in una pubblica piazza e con la previsione di un compenso per i cantadores che si sarebbero esibiti, compenso che poteva consistere in trofei da assegnare
quali premi relativi ad una posizione in graduatoria stilata da idonea commissione giudicatrice. I comitati stessi, nella cartolina postale che inviavano ai professionisti del canto a chitarra, specificavano gli importi dei premi previsti. La prima competizione di canto sardo a chitarra non ufficiale in Sardegna ebbe luogo quasi sicuramente in una cantina o in qualche zilleri antenato dei moderni bar, che erano luoghi abituali di ritrovo, di incontro, di svago e di socializzazione dei nostri paesi, soprattutto nelle uggiose serate autunnali, infernali e non solo. Successivamente, nei primi decenni del secolo XX, del Novecento, ebbero inizio le gare ufficiali, nate per spirito di emulazione di quelle relative alla poesia cantata di improvvisazione, che avevano esordito sui palchi delle sagre paesane il 15 settembre 1896 a Ozieri, in occasione dei festeggiamenti della Beata Vergine del Rimedio e per iniziativa del famoso Tio Antonio Guido. Il compianto professor Giovanni Perria, prematuramente scomparso l'8 novembre 2018, nel suo pregevole studio citato in precedenza, alla pagina 20 all'inizio del primo capitolo nasce la gara e così afferma: non esistono documenti ufficiali né ufficiosi che attestino la data di nascita della gara a chitarra a livello di evento organizzato. Se è vero questo, però, è anche veritiero che un trafiletto del quotidiano La Nuova Sardegna certifica una gara ufficiale di canto sardo a chitarra avvenuta il 23 e 24 giugno 1913. Il professor Perria invece individua come prima gara ufficiale una che si svolse a Bonnannaro il 20 gennaio del 1915, in occasione dei festeggiamenti per San Sebastiano, martire e patrono dei pastori. Tale tesi è stata recentemente smentita, guarda caso, proprio da uno studioso di Bonnannaro, il dottor Pasqualino Spano, qua presente, che nel maggio 2018 dava alle stampe la sua pregevole raccolta di notizie e di immagini sulla storia di Bonnannaro intitolata La memoria salvata. Dalla cronaca di Tiesi del giorno 28 giugno, apparsa nel quotidiano La Nuova Sardegna del 30 giugno, 1 luglio 1913, a pagina 2, l'autore dell'opera su indicata riferisce che nel mese di giugno dell'anno 1913 si svolse a Chiesi la festa in onore di San Giovanni Battista, con gara di canto sardo a chitarra alla quale parteciparono anche due bonnannaresi, Solinas Raffaele e Sulciu Gianuario, che sarebbero Pio Raffaele Solina e Canao Mannu. Sulciu Gianuario era chiamato Canao Mannu. Allora, lo studio dello Spanu quindi attesta che una gara di cantadores è avvenuta ben 2 anni prima di quella di Bonnannaro. Vista l'importanza dell'avvenimento su scala regionale, anche e soprattutto ai fini della storia della gara di canto a chitarra, riteniamo indispensabile riportare l'intero trafiletto succitato che così recita: gara di canto sardo, Chiesi 28. In occasione della festa di San Giovanni Battista nelle sere del 23 e del 24 si è tenuta una riuscitissima gara di canto sardo a chitarra che attrasse la vivissima attenzione di questi buoni e laboriosi popolani e anche della noblesse e dei signori. Primo premio per la bella voce melodiosa, patetica ed intonata toccò a Solinas Raffaele di Bonnannaro. Il secondo ebbe
Santoro Giovanni Maria De Chiesi, il terzo Socio Gianuario di Bonnannaro, ottimi competitori del Solinas. Suonarono magistralmente le chitarre Pisano Francesco Maria e Chine Salvatore Di Chiesi. Una festa davvero simpatica ed attraente che lasciò in tutti un'ottima impressione. Firmato Orfeo, che era lo pseudonimo del corrispondente o di un corrispondente da Chiesi. Tale festa si svolgeva a Chiesi nella chiesa di San Giovanni in onore del santo patrono dei giovani ancora ciechi, sono sbagliato. Detto santuario si trova nell'immediata periferia del paese, nei pressi dell'albergo ai Carrubi. Gli spettacoli della festa civile si svolgevano su un palco naturale dato dal piano rialzato della strada sopra la chiesetta e la gente assisteva ed ascoltava dal sagrato sottostante. Poiché il suddetto avvenimento è assai lontano nel tempo, oltre un secolo, non è stato possibile reperire testimonianze dirette, però grazie all'amico professor Salvatore Ferrando di Chiesi, studioso della storia del suo paese, sono state trovate notizie più precise sui protagonisti chiesini di quella gara. Gian Maria Santoro si chiamava in realtà Giovanni Maria Bassu, ma era meglio noto col cognome della madre, che era una Santoro, a causa di un antico vezzo degli abitanti del Meilugu, ereditato dagli spagnoli, quando si voleva individuare meglio, con precisione, una persona tra vari omonimi. Anche qua in paese abbiamo degli esempi similari di persone indicate con il cognome della madre anziché con quello giusto. Francesco Maria Pisano, morto in giovane età, era fratello di Favore, padre di Francis Cantoni, il fabbro più conosciuto col soprannome di Ruinzal, che aveva l'officina in Caprelebretta. Borecchine era uno della ditta Fratelli Chine, soscarristas, famosa nel secolo scorso per la costruzione di carri, Tumbarellas e Barruccio. Ecco, qua termina la mia relazione con questa che sino ad ora dovrebbe essere la prima gara, e do la parola al professor Rolando Piana, che proseguirà con la sua. Grazie. ¿Me entendidas? No, dai. Perché il microfono mi sa che rimbomba un po' troppo. Allora, intanto ringrazio il sindaco che ha organizzato la serata, il mio amico Antonio Caria, la biblioteca, che permette di affrontare questo argomento di cui si sente tutti i giorni parlare, perché non è sempre che si organizzano conferenze a livello storico su questo nostro genere, che faceva parte della nostra vita un tempo, oggi sempre un po' di meno. E vi ringrazio davvero di cuore, perché io un po' mi sto spendendo da qualche anno per cercare di tirar fuori le radici di questa nostra di questo nostro folklore, che sta andando trasformandosi, giustamente, perché come in tutti i canti popolari le tradizioni popolari continuano nel tempo, si trasformano, però purtroppo si sta cancellando su Gonnotto, quello che abbiamo conosciuto, e io mi sto un po' spendendo cercando di recuperare, grazie anche all'intervento dei miei amici Antonio Caria, Bastianino Socio di Bonnannaro, Battista Socio, e che ringrazio pubblicamente in tutte le conferenze che faccio, perché mi hanno donato decine di documenti sonori di gare dagli anni 50 sino agli anni 80 e anche oltre. Io mi fermo agli anni 70 e poi vi spiego il perché. Quindi vi ringrazio davvero di cuore, anzi tutto il tempo libero che ho mi sto dedicando anche al restauro di gare che abbiamo ricavato da bobine, da nastri ormai ossidati, eccetera. E vi garantisco che sono dei documenti storici di un valore inestimabile per chi ha la passione e ha la voglia di studiare questo genere musicale. Non solo, ma ringrazio anche la presenza di Giovannino Piseddu. Bravo Giovanni, che sei venuto da Pietro.
grande studioso non solo del canto a chitarra, ma anche della storia dei poeti e della poesia in particolare. E del canto a chitarra. E del canto a chitarra, certo. E ha fatto tante pubblicazioni importantissime a livello quasi enciclopedico, ha fatto un lavoro incredibile, molto probabilmente della durata di decenni, è vero Giovanni? Il lavoro sì, il lavoro di ricerca. Il lavoro, io ti ringrazio personalmente perché chi è dentro questo settore, chi ha voglia di studiare, attinge anche dai tuoi lavori. Io in particolare ne attingo tranquillamente, guarda, poi siamo amici da vecchia data, quindi non ti ho chiesto neanche il permesso, lo faccio lo stesso. No. Anzi, ti ringrazio del lavoro che hai fatto. Chi pubblica deve avere la possibilità di attingere, altrimenti non pubblica. Certo. Allora, visto che il dottor Magari ha fatto tutta l'escursus sulle origini, io addirittura quando faccio la conferenza da solo parto dall'ascolto di ciò che secondo me, io che insegno musica da 40 anni, chi sta tutti i giorni nel campo musicale ci fa l'orecchio, no? L'orecchio è abbastanza sviluppato, all'evoluzione che ha avuto la musica nel corso dei decenni. Io ho dei documenti, alcuni del mio paese, io sono di Bulzi è già sinonimo, no? Di un po' di canto a chitarra, per chi, e se voi siete qua lo sapete, ho dei documenti importanti, perché la gara non si è sempre fatta, come ha detto il dottor Marcari, anche se io, per sentito dire, da mio nonno in particolare, che cantava con la prima generazione dei cantadores, con Ida Gortes, con i grandi davvero, anche se non ha fatto la carriera perché gli è stata vietata dai genitori, e poi vi spiego il perché, anche perché i cantadores di un tempo erano considerati in una certa maniera, non solo dei campioni sul palco, a terra erano considerati tutt'altro, quindi lo vedremo piano piano. Non voglio annoiarvi innanzitutto, però vi devo far ascoltare dei documenti che sono importantissimi, perché io vorrei presentarvi l'evoluzione che ha avuto il cambiamento, l'evoluzione che ha avuto il canto dalle prime incisioni degli anni 30, anche del 28, sino agli anni 70. Il canto cambia con la modernità, come arriva piano piano la modernità. Dai documenti che ho io, legali anche se non ufficiali, ma ufficiose, mio nonno mi diceva, ma la siamo sempre fatta. Ma anche a Bulzi nel suo piccolo, che non si conosceva da un paese all'altro, da una zona all'altra, non c'erano le conoscenze. Ma nonno, che era del 1908, lui ha iniziato a cantare sul palco a 14 anni, quindi negli anni 20, mi diceva, ma noi le avevamo sempre fatte qua, le facevano a Pierfugas, le facevano a Tempio, le facevano, io sono dell'Anglona, alla Erro, a Martis, i cantatori c'erano un po' dappertutto, i più famosi iniziavano a girare, venivano richiesti perché non tutti si spostavano, perché i mezzi di comunicazione, potete immaginarlo, erano quelli che erano. Andavano in treno sino a un certo punto e poi o a piedi o a Cardasailu o a Sebba, eccetera, o in carretto, in carro, come diceva Gio Francesco Cubedo, anche a lui è successo e non era della prima generazione, per dire, e così via. E chi è che cantava? Le voci erano naturalissime. I nostri cantadores della prima generazione, io parlo proprio dell'inizio del secolo, erano contadini, qualche artigiano, qualche commerciante di carne, però la maggior parte erano contadini, quasi tutti analfabeti, quindi avevano una cultura innata che veniva tramandata oralmente da padre in figlio, e qualche modifica succedeva proprio perché non era una cultura scritta. E questo ce lo dice benissimo il grande Gabriel, grande studioso, musicologo, compositore, che è stato il primo a fare la ricerca sul canto popolare in Sardegna su impegno del governo di allora, perché gli aveva dato proprio questo compito di fare una ricerca sui canti popolari sardi. Lui li ha fatti zona per zona e ha notato che nell'Anglona in particolare, prima di arrivare nel Logudoro, si cantava in una certa maniera, addirittura ogni paese aveva le sue caratteristiche. Esisteva su canto a Sauifughesa, esisteva su canto a Sauzzesa, a Sanglonese in generale. Cosa vuol dire quello? Che era un'espressione naturale che aveva la gente comune e non era disturbata dalla radio o dalla televisione. Quella cultura avevano, che si tramandavano. Quindi il canto era naturale e si imparava in Sozzilesi, nelle occasioni familiari, cresime, battesimi, matrimoni, e tutto si svolgeva in casa allora. Ed erano le occasioni dove i ragazzini imparavano, ascoltavano, e chi diceva che hai ad una ogaretta bella, si coltivava piano piano e ognuno creava il suo stile. E infatti nelle prime generazioni dei cantadores
non ce n'era uno uguale all'altro, ognuno cantava a sa maniera sua. E abbiamo i documenti e li ascoltiamo. Vi faccio anche ascoltare qualcosa di mio nonno, che ha cantato sino a 93 anni, è stata la sua passione, per me è stata una fonte enorme di notizie, perché le ha vissute tutta la vita e aveva quel tipo di cultura. E dalle mie ricerche, che continuo a fare, continuo ad approfondire, purtroppo i documenti che ci rimangono sono le prime incisioni. Non abbiamo documenti dei grandi. Antonio De Sole diceva che De Gortes di Laerro era suo mastro, cioè il maestro. Se lo diceva De Sole, pensate un po' come lo consideravano. Eppure De Gortes era una persona molto semplice, un contadino, non è riuscito ad incidere mai, e quando lo voleva fare non erano disponibili gli altri, perché non è che si andassi a Milano o a Roma così facilmente come può capitare oggi. De Sole ha detto anche, l'ho invitato più di una volta a venire con noi, con Pedro Bocchedio, con Luigino Cossu, a fare le prime incisioni, ma lui o ia demessare o ia de zappare, quindi non lasciava il lavoro per queste cose. Ecco, per non dilungarmi molto, perché avrei tantissime cose da dire, ma non voglio annoiarvi, cerco di stringere un po', io vado a braccio, quindi può darsi che ogni tanto esca un po' a destra e a sinistra, però preferisco lasciarmi coinvolgere nelle notizie che ho e nella mia passione, che continuo a studiare. Allora, com'erano queste persone all'inizio del secolo? Andavano a cantare pro subanno, dicevano. Subanno era un po' la raccolta che facevano delle offerte nella piazza in occasione delle esibizioni, quello e veniva affidato in base a una giuria che c'era nella piazza, ecco, a uno o a Sattero. Nel primo periodo De Gortes se li prendeva tutti. Quindi si potevano ingelosire anche agli altri, quindi quando venivano invitati per fare le serate non è che ci andassero tutti volentieri, si De Gortes era un bando, cioè vinceva sempre lui. E allora Antonio De Sole diceva, quando abbiamo iniziato noi a cantare il trio famoso ci siamo messi d'accordo, perché il premio deve prenderlo solo uno? Ci sono messi d'accordo e dice dividiamo quello che c'è ce lo danno e ce lo dividiamo, non c'era una cifra esatta, ecco, o stabilita, quello che riuscivano a darci, e hanno iniziato lì negli anni 30 a dividersi il ricavato della serata, delle offerte che offriva il comitato. Guardate che il primo periodo non sempre ci sono stati soldi che giravano, poteva esserci un sacchetrigo, poteva esserci un certo numero di forme di formaggio, un po' di farina, ecco, quello era. E i chitarristi, non sempre c'erano i chitarristi. Io ho parlato anche con Mario Secchi, il figlio di Peppino Secchi, che è un ex preside in pensione adesso e abita a Sedini, e mi ha raccontato tante cose personali del padre. Non tutto quello che si è scritto è vero. Lui era il figlio, quindi credo a quello che mi dice lui, che è il figlio. Peppino Secchi ha fatto le prime incisioni. E studiandolo accompagnava. Suonavano tutti a poldighe, come si diceva un tempo, no? Ad arpeggio, anche se l'arpeggio che facevano era molto semplice, fatto con due dita, non di più, non arpeggiavano con tutta la mano, perché erano persone semplici, avevano un orecchio musicale sviluppato, questo è vero, e avevano l'abilità di seguire su cantadore, perché seguivano su cantadore. Non prevaricavano mai loro seguivano chi cantava, perché quella era la tecnica. Perché ci fosse uno il chitarrista nelle prime gare non era importante, l'importante era la voce, su cantadore, era il canto che aspettava la gente e i cantadori erano conosciuti dal loro timbro vocale. E zio Francesco Cuvedio mi diceva, ma come fai io di dire, ma come facevate nelle piazze così grandi senza amplificazione, senza microfoni, senza nulla? Passaia Samuca e si intendiami, ha detto, cioè nel senso che la gente ascoltava con un grande trasporto. E i cantadores facevano di tutto perché erano vere gare canore ed erano persone che imparavano a memoria delle poesie, capito? Addirittura nelle prime gare spesso venivano obbligati i cantadores a cantare le poesie dei poeti locali che loro non conoscevano, quindi c'erano gli anziani dietro il palco che suggerivano di volta in volta i versi e loro dovevano interpretarli, quindi il canto era vera e propria interpretazione dei versi. Zio Francesco mi diceva, no, battaglia da bere saucano. Bisognava rispondere anche a livello melodico, a tono, alle mie melodie. Esatto, lo cantatore, devia porne fatto e cultarene su che io cantenneo. Quindi era un'altra predisposizione, un altro modo di cantare. Piano piano il canto si evolve, cambia con i tempi. Negli anni 30 a un certo punto
vengono fuori le prime incisioni, 28, 29, 30, 31, 32, 33, adesso le ascoltiamo qualcheduna, vengono fuori i cantadores veri e propri, quelli che piano piano diventeranno un esempio da imitare. Ma prima di loro, e purtroppo non abbiamo le incisioni dei documenti, ci sono state anche delle donne che cantavano benissimo e non avevano niente da invidiare agli uomini. Candida Mara di Nulvi, che ha cantato nella prima gara delle 15 qui a Bonnannaro insieme a Paolo Erio e altri due di Bonnannaro, e Candida Mara girava tutta questa zona, arrivava sino a Padri, a Pozzo Maggiore, a Padri ha trovato l'amante, poi se ne sono andati a Sassari, hanno iniziato un'altra vita, eccetera. Mio nonno mi diceva che l'ha sentita cantare, anche nonna, diceva, aveva una voce, un melisma, un modo di cantare che incantava. Lo stesso studioso tempiese, Gabriel, nei suoi scritti dice, lui l'ha sentita cantare, diceva, e Gabriel ci ha lasciato, lui scriveva la musica, purtroppo non avevano i registratori in quel tempo, lui girava, li ascoltava e trascriveva le melodie con le note musicali, io ce li ho gli spartiti, ho provato anche a suonarli col pianoforte, ma è un'altra cosa. Lui diceva, non si possono scrivere tutti i melismi della voce di questa donna, è una cosa incredibile. E Candida Mara non faceva tutta la gara in genere, lei era fortissima nel canto in re, che era il canto base, l'espressione più naturale, alla sua maniera, e lì competeva, lì gareggiava benissimo con i cantadores maschi di quell'epoca e nessuno aveva niente da dire, era tra le più brave, non faceva tutta la gara, i classici non li faceva per esempio. Poi vi spiego molto brevemente il perché dal punto di vista tecnico, perché oggi si fanno cantare, si sono sempre fatti cantare uomini e donne insieme, io sono contrario totalmente, ma non per genere, per una questione di genere, per una questione di tessitura vocale completamente diversa. La donna cantando in chiave di tenore con gli uomini è trattata malissimo, non è possibile, è come far cantare gli uomini nelle tonalità femminili, non è possibile. Quindi questo è un discorso tecnico che purtroppo nella popolarità nostra non si vuole capire. Una piccola parentesi, oggi esistono le scuole, no, alcune scuole, ci sono Auzieria, Usini, che insegnano ai bambini, no? Avvicinano i bambini, che è positivo, perché bene o male si avvicinano all'imitazione, è diverso, all'imitazione del canto a chitarra, e si fanno cantare tranquillamente i bambini, sia maschi che femminucce, che sono voci bianche, accompagnati con la chitarra baritona, con la chitarra da tenore. Ma uno che capisce un po' di tecnica musicale non può accettarlo questo discorso, non è possibile, si rovinano le corde vocali dei bambini. Io capisco la buona volontà degli istruttori, tutto quello che volete, ma finché non si capirà che si può fare un danno enorme a questi bambini, non ne ricaveremo nulla. I bambini devono cantare con la terzina normale, con la chitarra semplice, perché è nella loro chiave. Così come le donne dovrebbero cantare come cantavano all'inizio. Se voi ascoltate le prime registrazioni di De Lunas, di Maria Rosa Punzuludu, di Nicolino Cavizia, alla terzina. Certo che si trovava bene De Lunas, era un sopranino, Cuculu si trovava bene, era un sopranino, infatti loro, sia Cuculu che De Lunas, nelle gare normali con gli altri tenori si trovavano un po' male perché dovevano cantare in una tonalità molto più bassa rispetto alla loro andavano d'accordo con le donne perché si avvicinavano come tessitura vocale. Questo è un discorso tecnico che va capito, purtroppo non viene preso in considerazione, e invece è molto importante. Io avrei visto la gara tra donne e gare tra uomini tenori, le donne soprani però, invece oggi cantano da contralti, che è diverso, quindi sono costrette a cantare con una tonalità troppo bassa per loro e non riescono ad esprimere tutto il potenziale che hanno. Chiusa la parentesi. Allora, negli anni 30 c'è questo grande successo del trio famoso, perché iniziano le prime incisioni. Certo, non tutti avevano i giradischi, no? I grammofoni per poter ascoltare i dischi, però più o meno uno si trovava nel paese e si ascoltavano. Arrivano anche le prime radio e quindi si iniziava già a sentire, e si imitano quindi queste voci che adesso iniziamo a sentire. Non le ascolteremo tutte perché altrimenti allunghiamo troppo. Allora, innanzitutto guardate De Lunas e Maria Rosa Punzuludu, sono registrazioni del 31. Questa è Maria Rosa Punzuludu, gli Ozieri. Nicolino Cavizza che suona l'arpeggio
accompagna. Sentite la risposta a Sor Teresa di Maria Rosa Buzzoni. Pezzettino, Questo è un esempio, adesso ne ascolteremo qualcun altro brevemente. In quegli anni purtroppo il governo fascista, non voglio sbagliare, dal 33 al 35 emana dei decreti dove inizia a vietare gli assembramenti, no? Col pericolo di qualche attentato, di qualcosa, e quindi subiscono anche questo blocco, anche le feste paesane che si organizzavano in quel periodo. Però nonno mi diceva, noi cantiamo su Matisse. Nelle case si è sempre fatto, si cantava lo stesso. Qualche volta si chiedeva il permesso al podestà e si organizzava almeno una festa all'anno, riuscivano a farla, però non sempre erano disponibili. E durante il periodo fascista non è che si facessero tante gare, però chi andava per la maggiore erano Antonio De Sole, Pedro Bocchetto e Luigi Nocursu, grazie proprio a quelle incisioni. C'erano anche altri cantadores, però chi faceva la maggior parte delle gare erano loro. E Antonio De Sole lo racconta poi, dice, faglia Buru 80 km in bicicletta, strade bianche allora, e racconta proprio un giorno che è venuto a Bonnannaro lui, ha bucato 4 volte, da Sedini a Bonnannaro, rattoppava per strada, arriva qua, dice arriva un'abba tutti furtu, eccetera, poi senza sabba a cantare tutta sera e tutta sa notte, tutta la notte, dormivano. Molti non ci credono, però me l'ha raccontato lui, ci sono le interviste, le abbiamo. Quando dice, quando andava bene avevamo un letto, un materassino, una goivula, con 2 coperte per terra, no? E qualche volta anche in casa del superiore, del capo del comitato, non a Bonnannaro, ma qua vicino, non dico il paese, in una branda che vivimmo, su padrone d'uomo. Siamo zero, sono figlio ed è un in mezzo, e quindi capitava anche questo, capito? Si spostavano come potete immaginare, un po' in treno, un po' in bicicletta, chi poteva permetterselo, o col carro, e si andava così, e si stava anche una settimana fuori, perché spesso cantavano tutte le sere, da un paese all'altro, perché dopo quella data di Bonnannaro, anche se non è stata ufficialmente la prima gara ufficiale, del 15, nei paesi vicini iniziano a organizzare, per imitazione, si fanno, no, queste cose. So che a Mores l'hanno fatta subito dopo, e poi iniziano a farle anche nei paesi qua vicini. Dalle nostre parti in Anglona si facevano, e ci si scambiava tra vicini, anche se il caparellismo in quei tempi era fortissimo tra un paese e l'altro, specialmente se in un paese come il mio, per esempio, c'erano già cantadores notti. Le prime gare, per esempio, le ha fatte il padre di Leonardo Cavizza, mio compaesano. Non era un cantatore famoso, però lo chiamavano a cantare, sia a Tempio che in Gallura che in Anglona, nella nostra zona. E chi ha spinto zio Leonardo a cantare è stato proprio il padre, che strimpellava anche la chitarra. Questo lo so da nonno, che l'ha conosciuto benissimo, anche da mio padre, eccetera. Allora, un altro esempio che è caratteristico, eccolo qua, degli anni 30, qui troviamo questo trio, è importantissimo. Antonio De Sole il più alto, Luigi Nocursu e Pedro Bocchetto a destra. Antonio De Sole. Ignazio Secchi che accompagna la chitarra ad arpeggio.
arrivato in Sardegna, c'è stata la visita del re, no? Vittorio Emanuele. E è andato a Tempio a un certo punto, dopo aver visitato un po' la Sardegna, va a Tempio, gli organizza, immaginatevi voi, no? Una grande parata, una grande accoglienza di popolo. E Cicche Giovannoni dice: in quell'occasione hanno cantato le donne che filavano la lana, hanno cantato la Filugnana, c'era la Graminatoggia, eccetera, quindi i canti popolari tempiesi. Si conosceva la tempiesina, nella gara si faceva solo alla tempiese inizialmente. Chi ha inserito poi la Filognana e la Graminatoggia nella gara è stato proprio lui, Cicche Giovannoni. Cicche Giovannoni, perché dal 30 in poi hanno iniziato a capire che non poteva rimanere quel canto semplice, campagnolo lo chiamo io, no? Di una volta che facevano i De Sole, i Luigino Cossu, Pedro Bocchello, eccetera. Ha cercato un certo aggiornamento, una certa modernità e hanno cercato di portarlo avanti. E lui in particolare, ecco perché io lo metto tra i 4 che io reputo le 4 colonne, per me è soggettivo, per la mia esperienza, le 4 colonne della storia, nella storia del canto a chitarra, io lo chiamo aboghe de chitarra. Per me sono stati, tralasciando i primi che avevano un modo di cantare molto semplice, molto legato alla socialità, alle loro radici paesane, eccetera. Antonio De Sole era di Ploaghe, cantava a Sabiaghesa, l'ha portata lui avanti, la Biaghesa antica in particolare. E ogni paese aveva la sua modalità, come c'era Giovanta Sottieresa, c'era Giovanta Sanglonesa, eccetera. Poi creando la gara chiaramente si sono messi, no, una corona di canti per cercare di robustirla questa gara. Cicche Giovannoni è importantissimo, perché qualcuno dice io non avevo un suda, non a tutti piaceva, invece io lo reputo come una delle colonne importanti proprio per le novità che ha inserito nel canto a chitarra, pur essendo un gallurese, non essendo di cultura proprio logudorese, diciamo. E infatti quando cantava il logudorese gli è rimasto sempre l'accento gallurese e non se ne vergognava, giustamente così. Allora è importantissimo per me, perché insieme ad altri 3 che per me sono le colonne di questo genere, che sono Gio Francesco Cuveddu, Leonardo Cavizza, Mario Scanu e Cicche Giovannoni, 4 rappresentanti di livello altissimo che sono stati premiati in 1000 modi, hanno divulgato il nostro canto non solo in Sardegna e in Italia ma anche all'estero tantissime volte, più hanno avuto una carriera che è durata oltre 40 anni e quasi sempre ad altissimo livello. Per me, certo, c'è Puseddu, ce ne sono tanti grandi, che non devono essere dimenticati, assolutamente no. Io scelgo loro 4 perché hanno dato qualcosa in più di tutti gli altri, anche nella loro continuità. Mario Scanu a livello melodico era irraggiungibile, col suo melisma naturale era incredibile, lo ascolteremo. Gio Francesco Cuveddu è vero che ha avuto un'altalena nell'evoluzione del suo canto, ha avuto qualche calata un po' in qualche anno, poi qualche ripresa, eccetera, ma no? Però il canto popolare è sempre in piena evoluzione, bisogna accettarlo, però io dico non bisogna dimenticare com'era, è importantissimo, altrimenti non si capisce l'evoluzione che ha avuto e che avrà in seguito il canto popolare sardo nostro, del Lugudoro in particolare. E allora erano alla fine degli anni 50, si trovavano alla Maddalena Gio Francesco Cuveddu con Cicche Giovannoni, ascoltano così in una pausa un disco di un tenore, un Tittino Rossi. Cicche Giovannoni, la fantasia sinceramente non gli è mai mancata, era un burlone, lui era un po' una macchietta da palco, no, eccetera, raccontava barzellette, cantavano battorine sul palco, divertivano un po' la gente. Ha iniziato, ma qui si può prendere qualcosa, si può prendere qualche idea, e nasce così la Corsicana. L'hanno chiamata Corsicana, anche se loro dicevano di Corsicana non c'è quasi nulla, però l'hanno chiamata Corsicana per differenziarla. E adesso ne diamo un esempio grazie a Bacchisio, a Daniele e ad Antonio Porcu. Quindi la Corsicana viene inserita con grandi polemiche nella gara negli anni 50, ma polemiche all'inizio proprio sono stati criticati perché l'ha incisa Gio Francesco Cuveddu, dice mi nananato di ogni colore, e da voi l'hanno cantata tutta, per dire, no, come succede. Prego.
tempo, gli anni 60, inizio anni 60, ci sono le novità. Vengono inserite nella gara i canti mutos a disprezzo, non si prendevano in giro sul palco, la gara diventa corposa perché aveva una certa durata, e ad un certo punto viene proprio la voglia di inserire nuove modalità per progredire, per renderla più moderna. Intanto ci ha già pensato all'inizio degli anni 60 Nicolino Cavizza, cambiando lo stile di accompagnamento della chitarra, perché sino a quel periodo esisteva solo l'accompagnamento all'arpeggio, a pordighe. Lui era carabiniere, a un certo punto si licenzia, diciamo, riprende la sua vita normale come fabbro, lo chiamavano per le gare, perché un bel istrione lui, Nicolino Cavizza, e poi ci sapeva fare, sapeva comunicare, non era timido come tanti altri, anzi aveva una personalità abbastanza forte, e lui sapeva trattare con i comitati e si guadagnava tantissime serate, questo sì. Però cosa capitava? Che faceva il fabbro, con i martelli si rompeva le unghie e allora suonavano senza predicazione, senza le unghie già si sentiva poco la chitarra, senza le unghie quasi niente. E allora cosa fa? Si costruisce un plettro, una pennina di osso, la prima era di osso, se l'ha fatta e ha iniziato a suonare con la pennina. E qualcuno gli ha detto a Radio Cagliari, mi ricordo in un'intervista, dice: ma lei le prime incisioni non le ha fatte all'arpeggio? Sì, ma lo sa che queste le faccio io, che ha detto, sopra i lazzi fatto. Le dita me le pesto, ha detto, con i martelli, con la mazzetta, eccetera, quindi c'è poco da... Mi invitavano alle gare, dovevo venire di no perché non avevo le unghie, non potevo accompagnare. Allora ho inventato a pinna. Se all'arpeggio facevo 4 gare al mese, a pinna ne facevo 20. E quindi, e siccome negli anni 60 le gare iniziano ad essere pagate profumatamente, perché Gianfrancesco Govedo, anzi Peppino Secchi, il primo chitarrista, diciamo, delle prime incisioni, diceva: a noi ci davano il valore in una serata di 1 o 2 giornate di lavoro, quindi ha smesso quasi subito lui di fare le gare. Qualcuno dice perché gliel'ha vietato la moglie ma non si è sposato. Il figlio mi ha detto: no, mamma non ha più continuato a suonare perché quello che gli davano se lo spendevano in 2 dichiarate, poi ha detto, quindi non valeva la pena andare in giro. Vabbè, io sono convinto che la moglie gliela abbia proibito invece di andare in giro una volta sposato. E invece dagli anni 50 in poi il cantante diventa un professionista. Perché? Perché inizia a vivere dai guadagni delle gare. È lì che iniziano le dispute, le invidie, nascono le fazioni, nascono le cooperative, e quindi o vieni con noi o non canti, o vieni con noi o non canti dall'altra parte, e iniziano le beghe. Quindi quando ci sono i soldi in mezzo c'è sempre qualche problema. E lì purtroppo si è un po' rovinata la questione. Qualcuno parlava di mafia, semplicemente. Qualcuno parlava che ci stanno facendo fuori, camorra, eccetera. A livello vocale il periodo migliore è dagli anni 50 alla fine degli anni 60. Per me, anche a livello tecnico, è il periodo più bello del canto a chitarra. I chitarristi che andranno per la maggiore in quel periodo sono Nicolino Cavizza, il grande istrione, che diventa anche il padrone. Addirittura Nicolino è stato quello che ha fatto fare un passo avanti sul palco al chitarrista, perché in origine il chitarrista stava dietro i cantadores, neanche a fianco, dietro. Qui. Mario. Sì, prova. Non me ne sono accorto. Benvenuto. Il figlio di Ignazio Secchi. Oh, molto piacere. È un piacere. Certo. Quindi dicevo, Nicolino Cavizza, il grande merito che ha avuto, sì, è quello dell'innovazione. In più, molti non erano d'accordo, ma lui ha visto bene i complessini, Beatles, noi Rolling Stones, eccetera. Io stesso, anche io non seguivo il canto sardo, mi sono appassionato dopo, perché io suonavo la chitarra ritmica, ma non certo la chitarra sarda inizialmente, e così via, come tutti i giovani. Quindi cosa ha pensato? Di inserire la fisarmonica per renderlo più moderno, però inserendo la fisarmonica ha cambiato lo stile. Ha cambiato lo stile. Io dico che su canto a bocca di chitarra termina proprio lì, negli anni 60, perché le gare iniziano ad essere fatte quasi esclusivamente tra fisarmonica e chitarra, e non ad arpeggio, perché l'arpeggio non va d'accordo con la fisarmonica. Questa è una questione tecnica,
e lo dico a voce alta con tutti, anche con chi non è d'accordo con me su questo campo. Sì, no, l'hanno fatto, lo stesso Marella, Adolfo Marella, io ho le registrazioni, lo stesso Bruno, hanno accompagnato, anche altri, però per me sono incompatibili. L'arpeggio ha bisogno solo della chitarra ad arpeggio, va molto meglio con la fisarmonica la chitarra pinna a plettro, perché più o meno eseguono le stesse note, vanno d'accordo, eseguono quasi uno spartito, però eseguendo lo spartito, andando ritmicamente allo stesso ritmo, cambiano lo stile di canto, anche dei cantadores. Mentre sino a quel periodo il cantadores dominava in assoluto, poteva accelerare, poteva rallentare, poteva inventare come voleva, il chitarrista doveva solo assecondarlo, doveva seguirlo. Invece con l'inserimento della fisarmonica e con la chitarra a plettro vanno contemporaneamente tutti. Infatti oggi il canto è molto più veloce, molto più ritmico, sta cambiando, è un altro genere. Ecco perché io mi fermo nell'analisi che faccio agli anni 70, perché agli anni 70 come si inserisce regolarmente il canto a stabile della fisarmonica termina un vecchio modo di cantare e di interpretare il canto, ma è un altro stile, non è che è meglio o peggio, è un altro stile. Io non dirò mai che uno stile è migliore dell'altro, io preferisco l'accompagnamento ad arpeggio anche perché lo pratico, l'ho sempre fatto. Questione di gusti. È una questione di gusti, ma anche di tecnica. E adesso permettetemi un'apertura tecnica sui due stili. Oggi sono tre gli stili: accompagnamento ad arpeggio, accompagnamento a plettro e basta, chitarra sola ma a plettro, accompagnamento a fisarmonica e plettro. Sono tre gli stili oggi. Sono tutti validi. Sono delle innovazioni tutte, perché, ripeto, il canto popolare si evolve, continua, e i cambiamenti dobbiamo accettarli, ma non dobbiamo dimenticare come si faceva un tempo. Io preferisco l'arpeggio perché, da un punto di vista armonico, l'accompagnamento all'arpeggio, usando quasi tutte le dita, accompagna il cantante con terzine continue, quindi armonicamente esegue 4-5 note contemporaneamente, quindi avvolge maggiormente la voce. E chi suona l'arpeggio è portato naturalmente ad accompagnare il suo cantatore, non ad anticiparlo, ad accompagnarlo, quindi deve avere molto orecchio, deve essere molto bravo. E la tecnica d'arpeggio non è così semplice. Io stesso ci ho impiegato mesi per acquisirla. Io cercavo di imitare Marella perché non lo conoscevo, avevo i nastri, l'ho imitato perché ero musicista, sono diplomato in pianoforte, quindi la musica la conoscevo, però ho detto devo ricavare quell'accompagnamento perché ognuno ha la sua impostazione nelle dita, no? Marella usava Terminium addirittura. Sentivo un acuto strano, ho detto, non vedendolo, ho detto è strano, quella nota lì, con quale dito l'ha fatta? Poi l'ho visto, l'unico video che c'è di Adolfo Marella, e l'ho visto, lui agganciava col mignolo alla fine nel suo arpeggio. Ecco, adesso ho capito la tecnica. Ho suonato anche a Pennino, che per me ho imparato in 2 giorni quello che faceva Aldo Cavizza, eccetera, perché suonavo già col plettro alla moderna, diciamo, quindi per me era un gioco accompagnare, era difficile l'arpeggio. Ecco perché oggi non suona quasi più nessuno, perché non esistono, è vero, delle scuole che insegnino a suonare all'arpeggio, però dobbiamo riprenderlo, altrimenti siamo rimasti in 4-5 che coltiviamo ancora questa tecnica. E Bonanno l'ha sempre avuta, e Bonanno era ancora all'ardire di organizzare le feste a chitarra sola e all'arpeggio in particolare, anche perché con rappresentante che avete, con Bacchisio, che io gli auguro di vivere tantissimo, Bacchi, cerca di trasmettere questa tua grande abilità a qualcun altro, perché se non abbiamo il ricambio finisce tutto, capito? E quindi per quanto riguarda la parte tecnica, quindi l'arpeggio ha un accompagnamento armonico, la chitarra a plettro accompagna a livello melodico, cioè nota per nota, una nota per volta. È diverso, cioè chi non ha queste conoscenze tecniche difficilmente riuscirà a capirle, però chi è dentro il campo musicale sa cosa vuol dire. Oggi ci sono i chitarristi di oggi a plettro o all'arpeggio, sono bravissimi tecnicamente, ma molto superiori ai chitarristi di una volta, perché la tecnica è migliorata tantissimo. Io ogni tanto sento Mazzau che tenta col plettro ad arpeggiare qualche movimento di Adolfo Marella, si avvicina, ma non si può fare con un plettro quello che fai con 5 dita, quello che dico io, però si vede che gli piace, tenta di... Sassari, che non è stato famoso, Augusto Peruto si chiamava,
suonava col A Sassari ce plettro, n'erano tanti. suonava col plettro, ma faceva il tutto di Merella. Vedi. E lo faceva bene, veramente bene. Vedi. Quelle sono abilità personali. Per quanto riguarda poi l'altra, la tecnica a plettro, la chitarra a plettro, se fa la gara da sola va benissimo, perché Aldo Cavizia, lo ascolteremo adesso, che accompagna zio Leonardo, accompagnava nota per nota, e Aldo ha sempre detto: questa tecnica l'ha inventata Adolfo Merella, perché Adolfo Merella è vero che ha avuto come maestri Ignazio Secchi, i chitarristi sassaresi, eccetera, ma dalle registrazioni che ho io di Ignazio Secchi arpeggiava, ma in maniera semplice, raramente ancora accompagnava nota per nota come ha fatto dopo Adolfo Merella. Adolfo Merella ha accompagnato l'accompagnamento a nota per nota, perché conosceva benissimo anche il canto, quindi si poteva permettere di capire dove andava a finire la modulazione del suo cantatore. Quindi per me Adolfo Merella era e rimane un caposcuola per quanto riguarda l'arpeggio, anche se ha imparato dai fratelli Secchi, dagli altri chitarristi sassaresi, eccetera. Però ha migliorato la tecnica. Anche Bruno, il figlio, era bravissimo. Peccato che non ha avuto questa grande fortuna di fare la carriera, perché bisognava avere anche personalità forte per emergere. È venuto nel momento dell'evoluzione. Dell'evoluzione. Ma io ho conosciuto anche di Bonorva e Michele Senes. Guardate che Michele Senes si è fatto la sua carriera, per me bravissimo, quando era nel fiore del successo Adolfo Merella, e inserirsi con quei campioni lì era difficilissimo avere spazio, no? Eppure lo trovava, ma lui aveva un'abilità che altri non avevano, perché quando era solo, faceva la gara da solo, Michele Senes accompagnava l'arpeggio e arpeggiava benissimo. Quando c'era la fisarmonica usava il plettro e lo faceva benissimo. Quindi è una persona molto intelligente, che per me è lo stesso una grande colonna nell'accompagnamento del canto a chitarra. Sentite un attimo, anzi adesso, siccome abbiamo un problema, loro sono invitati anche stasera perché a Usini stanno celebrando la figura di Zio Adolfo Merella, gli stanno inaugurando una piazza, e poi ci sarà una gara di vari cantadores e devono partecipare anche loro, quindi gli facciamo terminare la loro esibizione col Fa diesis, poi vi racconto come nasce il Fa diesis e eventualmente vi salutiamo e vi ringraziamo. Grazie. D'accordo? Grazie. No, la ripeto. Sì, senza ripetere, sì, sì.